c'è la Pro Patria ma con 13 di penalizzazione, altrimenti sarebbe a 30 in piena zona playoff, e poi a 11 la Valenzana e a 10 chiude mestamente la classifica il Lecco. Andiamoci a vedere subito il servizio su Entella Treviso. Vi raccomando, non vi perdete il gol del pareggio del Treviso perché è qualcosa di spettacoloso. Il servizio. Dopo il Casale primo in classifica, l'Entella ferma anche il Treviso che occupa la seconda posizione, ma il pareggio suona come una beffa per i liguri in vantaggio fino a 3 minuti dalla fine e per un lungo periodo con 2 uomini in più. Pronti via, l'Entella è già in vantaggio, Lenzoni su lancio di Volpe sorprende tutti e batte Sartorello. Passano 14 minuti e arriva il pareggio di Perna con un gran colpo di testa su calcio d'angolo. Partita combattuta, alla mezz'ora rigore per l'Entella, il fallo di mano in area viene segnalato dal guardalinee. Sartorello è bravissimo a respingere il tiro dal dischetto di Rosso, ma sul corner successivo Rosso si fa perdonare battendo di testa l'ottimo portiere trevigiano. L'Entella controlla e a metà ripresa si ritrova addirittura con 2 uomini in più per le espulsioni di Paoli, doppia ammonizione di Perna, Rosso diretto per un brutto fallo su Staiti. Ma l'espulsione di Volpi al 40° riduce lo svantaggio numerico del Treviso che a 2 minuti dal termine pareggia con Torromino, micidiale il suo tiro da fuori. È difficile imparare qualcosa ai giocatori anche perché volevano su una grande giocata di Torromino, però è chiaro che l'amarezza c'è perché è una partita in cui meritavamo nettamente i 3 punti, non siamo riusciti a chiuderla. Avevamo sempre quella speranza di trovare una giocata di qualche giocatore, Torromino sicuramente ce le ha queste giocate e siamo stati premiati, però c'è da dire che veramente questa squadra ha messo tutto il cuore possibile, ha messo tutto quello che aveva dentro. Allora Paolo, abbiamo visto questo gol straordinario di Torromino, davvero fargli i complimenti. E mentre scorrono di nuovo le immagini, eccole qui, le vediamo, quelle di Entella Treviso. Allora, un risultato importante per il Treviso che addirittura si è trovato in 9 a un certo punto. Sì, non ha pagato l'inferiorità numerica, giocare con 2 uomini in meno tante volte veramente non hai neanche l'opportunità di uscire magari dalla metà campo, cambia tantissimo a livello tattico, è stato bravo il Treviso comunque a crederci fino in fondo ed è stato premiato tra l'altro da un bellissimo gol, come abbiamo avuto modo di vedere, da un ragazzo appena entrato, un ragazzo di 20 anni, quindi il coraggio tante volte premia e paga sempre. Una precisione davvero balistica, un colpo eccezionale, una botta, sì. Saranno 35 metri almeno. Da lì, impressionante. Qualche allenatore, qualcuno sostiene che i portieri per prendere gol da lì debbano avere un colpo di sonno o qualcosa di simile. Tu cosa ne pensi? Non sono sempre d'accordo con questa analisi, Armando, semplicemente per il fatto che comunque aveva degli uomini davanti e non ti aspetti anche probabilmente che un giocatore possa calciare a quella distanza. La traiettoria è stata subito molto precisa, dritta, il pallone quasi non girava neanche. Eccolo qui, rivediamolo perché veramente è una cosa... Vediamo che il portiere è anche posizionato anche bene, però credo che davanti a questi tiri davvero ci sia pochissimo da fare. C'è poco da fare. Altri risultati, allora, bene come...